Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti anche stasera nel canale di Marietto, accompagnati da una splendida e importantissima Hilde, perché questa sera ci vuol dire qualcosa di particolare. Hilde, vai. Sì, allora, i primi di dicembre è stato pubblicato un libro a mio nome, ma in realtà è stato tutto preparato anche con l'aiuto del Marietto Veneziano ed è in vendita, si chiama Introduzione alla magia radionica, edito dalla Home Edizioni. Dunque, non so se si vede perché c'è il banner sotto. Dunque questo è, come dire, lo vedete qui fisicamente, ha circa una novantina di pagine e vengono spiegate molte cose, molti concetti che appartengono all'ermetismo e alla radionica e come applicarli in un metodo preciso, puntuale per la correzione della personalità e per il miglioramento comunque di molti aspetti della nostra vita, con qualche pizzico di magia appunto, dunque qualcosa che è un contributo, si propone di essere un contributo alle persone, insomma, come aiuto per, diciamo, lavorare su di sé, ma anche su alcune situazioni che possono essere fonte di blocchi o di problematiche. Dunque, introduzione alla magia radionica, lo ricordo, Home Edizioni, il prezzo di copertina è 13 euro, ma suppongo lo troverete sempre con qualche piccolo sconto, sia presso la casa editrice, il Giardino dei Libri, l'hanno messo dappertutto, Amazon perfino, IBS, ovunque. Dunque, se vi fa piacere approfondire le tematiche della radiestesia, della radionica, della magia, non perdetevi questo libro. Bene, Marietto. Marietto qui, niente, diciamo un po' che appunto in questo futuro prossimo, visto che stiamo aspettando le nostre amicizie, abbiamo in programma anche di fare un canale privato a pagamento, no? Giusto, sul tubo? Esatto, creeremo, anche se non penso che ne faremo un terzo perché No, 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 chiaramente. inizialmente avevamo pensato un terzo, svilupperemo una sezione abbonamento così che potrete usufruire di alcuni servizi ad un prezzo, diciamo, agevolato proprio per via appunto del sostegno che date con l'abbonamento e soprattutto avrete accesso ad alcuni video che rilasceremo proprio solo per gli abbonati, dunque materiale, diciamo così, esclusivo. Il tutto verrà comunque accompagnato per chi vorrà da un percorso fatto appunto attraverso dei video che potrete sviluppare nelle varie direzioni. Dunque chiunque potrà scegliere fra un percorso di radiestesia, un percorso di radionica, un percorso di magia, eccetera. Dunque tutte le tematiche trattate all'interno dei nostri gruppi o comunque da noi due saranno appunto messe a disposizione per chi decide di approfondire sia individualmente tramite appunto l'acquisto in forma di abbonamento a questi pacchetti, a questi corsi, ma anche con un gruppo che faremo per pochi iscritti, sempre a pagamento, dove seguiremo in modo diretto queste persone con alcuni incontri periodici. Dunque il progetto si svilupperà non appena il Marietto si renderà disponibile. Dunque aspettiamo che risolva un paio di cosine e cominceremo. Dunque state, come dire, in campana, attenti con le orecchie, come dici tu, da Topo Gigio, Sì, per le dopo prossime giro belle larghe. sì, sì, sì. Ma gli hai detto ai nostri amici che abbiamo già tu hai superato i 3.000 iscritti sul tubo? Sì, sono arrivata a quota 3000, infatti stavo valutando di fare un video di ringraziamento dove appunto trasmetto qualcosa, un dono, ecco, che non è il video come quelli che faccio nell'ultimo periodo di lettura di Sibille, dunque sarà qualcosa di un po' più diverso, ecco. Un dono e lo farò, ho intenzione di farlo, dunque vediamo magari
non dico domani, ma nei prossimi giorni, prometto che avrete un regalo proprio per i miei iscritti, i 3.000 iscritti del mio canale. Marietto, Bene, vedo che dimmi. ci sono delle persone che ci hanno salutato, eh, La Chiara siamo 78, intonati. guarda cosa... Dice ma allora, questo è un fucsia, so che non si vede molto, invece il suo è un arancio, però sì, in effetti sembriamo, Così sembriamo così, va. impantani, però via, dai, effettivamente Mi hai diamo fatto vedere il un... gonnellino? Non mi sembra il caso. Scherzo. No, perché prima mi parlavi del gonnellino, io dicevo, ma E dove, dove, vabbè, dove? guarda, oggi ho messo il gonnellino, non è che intendevo dirlo a tutti. Al mondo intero, boh, va bene, solo tanto Vabbè, per. siamo alla fine sempre i soliti intimi. Siamo i soliti 30 intimi alla fine. No, boh, questo video poi lo vedranno 90, 100 persone alla fine. Ah, sì? Allora approfittiamo. Fai pure vedere, fai pure vedere. Sì, sì. Che cos'è? Allora, questo è il nostro libro. Dico nostro perché anche se avevamo deciso di pubblicarlo a mio nome, sai benissimo che lo sforzo è stato congiunto e la nascita di questo libro comunque è stato possibile anche grazie al percorso che avevamo cominciato con i gruppi. Ti ricordi che Oh, avevamo iniziato tutto un percorso quanti anni fa? spiegando come procedere? Ormai i primi gruppi penso risalgano a 4 annetti fa. Sì, 4 anni fa, i primi gruppi che abbiamo gestito insieme, poi attraverso appunto, questi gruppi è venuto fuori un percorso ben strutturato e che abbiamo cercato di trasmettere proprio all'interno di questo libro. Chiaramente un percorso, Questi 4 anni, eh? esatto, abbiamo fatto molte cose, Su siamo... Telegram, ti ricordi i primi? Esatto, sì, sì, sì. Beh, alcune persone hanno nostalgia, degli incontri settimanali, vorrebbero riprendere. Abbiamo appena concluso di dire che appunto riprenderemo, ma in una modalità diversa, perché comunque eravamo parecchio impegnati e a volte non c'era quella Poi gri- partecipazione che avremmo voluto, sì. E dunque, ma questo succede purtroppo quando, è brutto da dire, però sono pochi che approfittano delle opportunità che vengono date gratuitamente e dunque magari non, come dire, non approfittano di questa possibilità che gli viene data, pensano, faremo, poi lo guardo, tanto lì c'è la chat, poi leggerò e non partecipano e questo poi appunto dimostra che a volte quando rimandiamo o non è tempo per noi o non è roba per noi. Comunque noi cominceremo, perciò chi intenderà seguire un percorso sarà ovviamente sviluppato in fasi perché c'è già gente ad un livello avanzato, perché voglio ricordare, vero Marietto, te lo ricorderai di sicuro anche tu, che alcune persone avevano già raggiunto un certo livello. Sì, la Maria Angel, ti ricordi? Lei si è unita Per a cos'era nel esempio Maria 2017? Angela, lei è una fedelissima dal 2017, esatto. Dunque già delle cose Maria Angela le sa. 4 anni fa, esatto. Ma noi abbiamo iniziato cos'è? 2016, ottobre, no? 2016, sì, 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 sì. Mm, Poi forse in modo più mm, forte mm. verso febbraio-marzo del 2017. Avevamo cominciato proprio questo gruppo e poi è diventato, poi abbiamo aperto un secondo gruppo che era diciamo il gruppo principianti, c'era l'intermedio, nel tempo l'intermedio è diventato avanzato, abbiamo ripreso con un gruppo principianti, c'era un intermedio, insomma stavamo crescendo, però l'impegno era tantissimo, la partecipazione Sì, è scarsa. Purtroppo altalenante, c'erano giorni dove c'erano molte persone e il problema delle chat è che poi si accavallano commenti, diventa un po' difficile. Non siamo mai riusciti a trovare forse un modo per poter interagire e adesso credo che abbiamo trovato una quadratura del cerchio. Ilde e Antonio DL fa una bella domanda. Che differenza c'è fra il testo cartaceo e l'ebook Introduzione a magia radionica? Nulla, perché di base è semplicemente il piacere di averlo nelle mani e di non guardarlo
di non guardarlo attraverso uno schermo. Ci sono anche circuiti all'interno, ma chiaramente sono rilegati insieme al testo, dunque di fondo nulla, chi ha già l'ebook ha già lo stesso testo. Ehm, Eventualmente può essere il piacere di averlo proprio come un libro, come questa cosa non si può fare col cellulare. Che Non bello. ancora, non No. ancora. Sentite, ma questa sera è una serata delle sibille, però non vedo domande. È vero, a parte la domanda di Antonio, non ci sono domande. Perché sai, sono i nostri affezionati, loro magari adesso hanno un po', come dire, sanno che ci piace dare spazio ai nuovi, allora sono tutti delicati, educati. È una cosa bellissima, però avanti, non vi preoccupate, fate pure domande se vi fa piacere, vi rispondiamo, tanto siamo qua per questo, dunque ci fa Fino alle 9 e piacere. mezza. Sì, ecco, approfittate perché alle 9:30 vi diamo la buonanotte. Alfio, Ecco il primo coraggioso, ha rotto gli indugi. Allora, Alfio, parte Alfio, via. ok, chiede se mette la testa a posto con Eleni o mi chiudo in convento. Alfio, va bene, vediamo. Hai capito la domanda, sì, Sì, vero? sì, sì, Vediamo sì. se Se mette la Eleni può testa a essere posto, la persona giusta per lui. guarda un po'. Allora, la domanda è se mette la testa a posto. Con Eleni. Ma sembra proprio un volessi deciso, eh? Ah, hai capito? Il convento, butta pure via le chiavi del convento. Bene. Allora, vediamo cosa dicono anche le sibille. Tra Alfio ed Eleni. Allora, evidentemente c'è un po' di distanza, non so se fisica o comunque avete una provenienza diversa, e c'è molti scambi, molte comunicazioni. Vediamo un pochettino. Marietto, dimmi solo 5 o stesa completa? Tu cosa pensi? Meglio stesa completa? Facciamo una bella stesa completa, va? Va bene. Allora, vediamo, già comincia in modo interessante, comunque c'è un cambiamento. Mm. Allora, non ti nascondo, Alfio, che ci sono alti e bassi, ci sono anche delle difficoltà. Probabilmente attenzione perché o è appena avvenuta o è in procinto di accadere una prima discussione molto importante, probabilmente sarete in una forma di divergenza riguardo, non so, un progetto oppure l'avere figli, non lo so, questo visto che chiedi come andrà la situazione, c'è comunque in atto o è prossimo appunto questo scambio dove probabilmente ci sarà un'iniziale incomprensione, poi un pentimento, dunque tornerai alla carica e penso che a parte qualche piccola insidia, comunque mi sembra che poi abbia uno sviluppo più tranquillo. Comunque c'è della competizione. Non so se questa competizione riguarda voi, cioè si instaura un rapporto competitivo tra voi, oppure se è una carta che indica, in questa posizione è difficile dirlo perché non ha niente che segue o che precede, o se indica la possibilità che comunque siate entrambi piuttosto corteggiati e dunque un po' potrebbe anche esserci ogni tanto un atteggiamento orgoglioso, dunque magari è questo semplicemente quello che vuol dire. Di fatto l'esito è abbastanza interessante, certo ci sono delle situazioni
a cui prestare attenzione. Probabilmente qualche persona che cerca di insinuarsi o di interferire, ma vedo che al di là di questo il reciproco aiuto e sostegno porterà a un consolidamento molto importante. Dunque, secondo me, è destinato a diventare qualcosa di serio, dove c'è molta stabilità e solidità. Ebbene, sono contenta per te, Alfio. Allora, andiamo avanti. Vediamo se qualche altro amico o amica ha Eccoci qua. una domanda, vediamo un po'. Sì, c'è Daniela. Daniela, Sì. Ma sai Paolo, una cosa, Hilde? Non sì, abbiamo salutato i nostri amici. hai ragione, abbiamo chiacchierato. Chiacchierato, abbiamo cioccolata. Su, passa al saluto, va. Allora salutiamo, hai ragione. Buonasera Maurizio Antonio, buonasera Edi, buonasera Antonio, buonasera Chiara, buonasera Mioara, buonasera Roberta, buonasera Tiziana, buonasera Emily. Antonio l'abbiamo già salutato? Sì, l'avevo salutato. Buonasera Maria Angel, buonasera Daniela, buonasera Lara, buonasera Alfio, buonasera Daniela, buonasera Chiara e buonasera Elena. Ah, ecco perché c'era la lontananza, caro Alfio, eccola, certo. Ma chi lo sa, per ora non ho ancora visto, ma in futuro, visto che diventerà una roba stabile, direi proprio che ci sarà la possibilità che tu la raggiunga. Allora, a questo punto torniamo alla domanda di Daniela. Giusto? C'è lei, sì. Esatto, sì. Allora, Paolo, 25 gennaio 72, che intenzioni ha con me Daniela, 15 agosto 82? Che Allora, sì, intenzioni ha? buone, no, Oh, così così. ok, sì, diciamo buone a lungo termine, no? Mhm. Usa e getta, vediamo un po'. Daniela e Paolo? Sì, Daniela e Paolo. E, mm, Mm, direi che lungo termine, ma mm, neanche a breve. mm, È lì che ci sto pensando. eh. In stand-by. Magari non ha delle intenzioni particolari, se la vive e vede Secondo come me va. ci vuole, esatto, ci vuole una stesa di Sibille bella completa, che gli faccia una Io radiografia, un ogni pack. tanto punta il sì, però secondo me se la vive la giornata, eh. Sì. Allora, vediamo. Daniela e Paolo. Vediamo Paolo che intenzioni ha con Daniela. Oh. Allora, come vedete si è girato da solo, spontaneamente, una specie di terzo mazzetto. Dunque, attenzione dunque, perché il belvedere è un'attesa, ma è anche una svista, cioè, spiego, ehm, visto che mi piace, poi praticamente siete tutti, come dire, amici che seguono il canale, ma anche che hanno voglia di imparare. Vedete, guardate bene la donna, guardate il cannocchiale. Stavo cercando di non fare riverbero, ma è difficile. Eccolo qua. Allora, vedete che il cannocchiale è a rovescio? Questo dà il senso di un qualcosa visto in modo distorto, perché chiaramente la cosa su cui si concentra è diversa da quella che è, cioè la distanza potrebbe essere diversa, potrebbe essere più vicino o più lontano rispetto alla realtà, in ogni caso la vede in modo diverso. Dunque, occhio perché sì, c'è un'attesa, ma potrebbe anche esserci la possibilità che non sia vista la realtà per quella che è. Però Imeneo è giovane fanciulla, abbiamo comunque la conferma di un interesse nei tuoi confronti. Ora, diciamo che partiamo con un interesse anche piuttosto valido, scusate, ma
vediamo poi che sviluppo, perché probabilmente non è il tipo che ama perdere tempo, però magari non è neanche il tipo che poi... Mm. Allora, ascolta, ma lui per caso proviene da un legame che è stato un legame ufficiale importante e che da cui si è separato recentemente? Te lo chiedo perché devo dirti che a me sembra che lui faccia ritorno all'ovile poi, capisci? Andiamo diretti all'esito. Dispiacere, militare, ladro, riunione. Ho proprio la sensazione che lui ritorni indietro, che faccia un ritorno che ti farà soffrire. Dunque, sai, lui non ha particolari intenzioni, ma neanche particolarmente buone o particolarmente cattive. Lui probabilmente, visto quello che deve essere successo nel suo passato, è un po', come dire, così, se la vive. Però, come vedo che qua ci sono delle situazioni che creano già un impedimento. C'è la presenza di una nemica. Nello stesso tempo, però, lui ogni tanto sembrerà, cioè quantomeno adesso ha un interesse, ok? Nonostante ci sia qualche interferenza. In questo momento l'interesse c'è e anche sembra un certo coinvolgimento, un certo trasporto, però vedi, comincerà ad assumere un atteggiamento più distaccato nel prossimo periodo. E vedo anche qua, vedi che c'è la carta della morte e la carta della speranza, dunque questo indica comunque la fine di un qualcosa. E poi c'è questa, dunque è strano perché da una parte sembra confermare in positivo verso di te, dall'altra poi ci dice che farà un ritorno. E dunque, se il ritorno lo farà verso di te, non escludo che però ci saranno delle situazioni difficili di pianto che ti porteranno rabbia e la possibilità di un tradimento. Dunque, a me non mi sento di dire che abbia intenzioni proprio serie. Ho la sensazione che lui viva un pochettino in base all'ispirazione del momento. E dunque è vero che c'è un interesse anche abbastanza importante, però ti invito a non buttarti con tutti i sentimenti, anche tu prenditi il tempo di osservare e guardare bene la cosa. Ok, andiamo avanti. Eccoci qua. Allora, Vediamo i prossimi. andiamo avanti. Abbiamo Mioara, vuole sapere se Darius, suo figlio, 27 marzo 2001, continuerà l'università o andrà al lavoro. Grazie. Allora, Allora, sì, la sì, se va, continua, eh? allora, sì, se va all'università, no, se va al lavoro. Se va a lavorare, sì. Voilà, eh. Rullo di tamburi, prego. Trrr. No, mi sa che va all'università, eh. Mm. Mi sa che... Oh, parliamoci chiaro, anche perché di lavori ultimamente, fra Covid, lockdown e tutto quello che c'è, è Topolotto? Vedi? Gli studi. Mi sono cadute due carte. Sì, sì, continuerà con gli studi.
Secondo me sì, poi magari non sono studi decennali, magari farà un corso di laurea a breve o qualcosa comunque di mirato per una professione specifica, però mi sembra di sì. Almeno mi sono cadute due carte, non è mai un caso. Allora, è probabile che in questo momento sia un pelino confuso su cosa scegliere. Achille, ma cosa sono questi mugugni? Siamo in diretta. Quando si gratta il mio cane, un po', come dire, onomatopeico. Allora, omaggio di preziosi, vecchia signora, gran signore, sospiri, allegrezza al cuore. Allora, lui probabilmente ha sprecato la possibilità di ascoltare dei buoni consigli che gli sono stati dati, o come dire, li ha ascoltati, ma così. Diciamo che ha dimostrato una certa sicurezza, no, in passato, e però è anche possibile che poi magari l'aiuto, il sostegno di qualcuno sia venuto meno, o che un qualcosa a cui lui aveva dato inizio, importanza, abbia subito ricevuto dei ritardi, e questo, insomma, lo ha spinto comunque in ogni caso a rivolgersi, a guardare altrove o a guardare le tante possibilità che ci sono. Vedo che però, vedi, c'è la carta della disgrazia e del pavone, dunque probabilmente è molto combattuto su cosa fare. Oppure è successo un qualcosa che probabilmente lo ha un po' bloccato o lo ha inorgoglito, non so quale sia stata la sua reazione, ma la ruota di pavone può anche voler dire che è successo un qualcosa, ma lui è stato protetto da questa forma di problema o incidente o un qualcosa che poteva interrompere, vedi, una qualche, magari un percorso di studi. Diciamo che il pericolo c'è stato, ma mi sembra che qua con questa amante elettera, lui in fondo stia recuperando anche un certo slancio. Forse il pensiero che lui ha è che gli studi potrebbero bloccarlo, magari non è molto sicuro che poi questo lo porti poi a fare dei guadagni, magari è un po' tentato dal guadagnare subito, però quello che posso dirti è che alla fine sceglierà comunque cioè l'idea di lavorare non sarà, non lo appagherà abbastanza, dunque ritengo che alla fine sceglierà di, non so, probabilmente si rivolgerà fuori, andrà fuori. Non vedo carte di lavoro, capito? Non c'è la presenza del mercante, non vedo l'entrata di soldi, dunque secondo me lui proseguirà con gli studi, però devo dirti che è stato un po' confuso o magari per certi versi un pochettino ancora lo è nella scelta di quello che vorrebbe fare, e ha scansato, o comunque è stato protetto da un pericolo. E adesso lo vedo più desideroso, cioè nel prossimo futuro, nell'immediato futuro sarà più volenteroso, più desideroso, e magari cercherà o attenderà risposte, magari sta prendendo informazioni per cosa il corso di studi da fare. Allora, vedo che gli giungerà una notizia molto importante da lontano, e diciamo che insomma magari non partirà tanto convinto verso uno studio in particolare, però è possibile che colga qualche buona opportunità o che alla fine si interessi per qualcosa, cioè che poi alla fine trovi
quello che lo appassiona o cosa fare. Però ecco, è più propenso agli studi, secondo me. Va, Marietto? eccoci qua. Eccoci. Allora, c'è la Hilde, guarda domanda. che si è aggiunta alla fine in coda, la Ah, nostra Claudietta. Claudia, ok, ce la facciamo rispondere a queste altre due che avevamo detto? Però, Hilde, vedi già l'orario, dovremmo fare 5 carte, eh? Va O, bene, o allora vuoi fare proprio un exploit? Via, fai un exploit, va, via. Oggi siamo generosi, va. va bene, ricordatevi di fare le domande prima, cioè, abbiamo chiacchierato così. Allora, va bene, dai, Elena, buonasera, Antonio, 13 novembre 74, perché è ritornato da me? Lucia, 12 ottobre 74. Allora, tu Il come fai a pendolino dare qui un può far perché col poco, pendolino? Mm. qui può far poco, solo tu. Allora, vediamo se al massimo possiamo aggiungere quest'altra sfumatura. Vediamo se col pendolino sì e no, se tornato con l'intenzione di restare. Sì, Cioè, così è veramente con... più... Ecco, Sì, speriamo un po', eh. questo già aiuta a spiegare un po' il perché. Mi ripeti i nomi che mi sintonizzo bene? Certo, Antonio, 13 novembre 74, Lucia, 12 ottobre 74. Tornato sì, però ha dei pensieri in testa, eh. Sembra un bimbi. Hai presente i bimbi quando frullano? Sì, ce l'ho presente. Il santo bimbo. Ma io direi che per essere tornato è tornato. Ha un po' un bimbi, sai, quelle cose lì, però alla fine penso che, boh, anche l'età, che gli porta consiglio, sai, quelle cose lì, l'esperienza. Alla Cominciamo fine a penso essere che voglia iniziare la tenda, sai, tipo, sai, 46 anni, quei diciamo. beduini che dicono, ma sì, ho girato tutto il mondo, mi fermo qui, va col camper, no? Mm. Allora, vediamo cosa dicono le sibille perché è Sì. tornato. Però secondo me 5 carte per un perché bastano. Che dici tu? Rietto? Allora, intanto questo mi è caduto. E dunque, Elena, intanto è perché c'è un qualcosa, una solidità che con te aveva in tutte le direzioni. Era una solidità affettiva e probabilmente anche una forma di solidità economica. Vediamo un po'. Avete probabilmente lavorato molto. Dunque, possono esserci, intanto al taglio compare una figura, potrebbe essere una madre che gli ha dato dei consigli, che gli ha detto le cose come stanno o che ha opposto una forma di resistenza, come pure può essere che lui senta il bisogno di consolarsi e dunque di ritrovare quell'accudimento che magari sentiva di avere. Questo è il taglio, però adesso vediamo la stesa. E visto che il Marietto non si è pronunciato, faccio anche per te una stesa completa. Allora, bambino, Imeneo, lettera, artista, donna di servizio. Allora, scusa perché la prima linea non si vedeva. Allora, qui nella prima linea vedo sia questo nuovo legame, interesse o questa fiducia che era stata costruita nel passato recente, ma anche il messaggero è sempre portatore di notizie importanti, dunque comunicazioni che aspettiamo, dunque è possibile che in un certo senso lui abbia avuto, non so, qualche comunicazione che
attendeva e che in qualche misura ha influito sulla sua decisione di ritornare. In quanto la presenza di artista e donna di servizio, vedo che in un certo senso ha perso un po' questo nel passato, interesse, si è raffreddato un po' nei confronti di una donna, di una persona magari con un'occupazione un po' più umile rispetto alla sua, oppure possiamo anche immaginare che invece la comunicazione che gli sia arrivata lo chiamava a un colloquio, a una situazione dove ha dovuto o ha potuto dimostrare il suo valore. Diciamo che non sapendo bene come sono andate le cose fra voi, ti posso dire quali sono i- come dire, le possibili interpretazioni. Ovviamente ce ne sarebbero ancora, ma andremo troppo per le lunghe. Amore, sospiri, leggerezza, donna maritata. Allora, io ritengo che probabilmente questo incontro improvviso che lui ha avuto e che lo aveva allontanato da te, cioè si è creato un distacco, ok, con questa persona, perché secondo me era subentrato non in forma di ladro, che ovviamente ehm, parlerebbe proprio di un rapporto vero e proprio con un'altra persona, però era subentrato magari un iniziale interesse nei confronti di una donna, ma questo interesse è andato scemando e dunque è subentrata una forma di un senso di tormento, di attesa, di sospiri e alla fine il timore di sbagliare o anche di perderti gli ha dato il coraggio di sceglierti. A dirla tutta, ancora non sono finite le prove perché morte, belvedere e disgrazia, dunque devo dire che c'è ancora la possibilità che avvenga qualche scossone nel prossimo periodo, probabilmente un cambiamento che va al di là della sua volontà e che a causa della sua incapacità di vedere veramente la situazione nella giusta prospettiva oppure addirittura l'arrivo di una notizia molto forte porterà della instabilità. Dunque, nel prossimo periodo purtroppo penso che avrete qualche problema, ma Gran Signore Viaggio e Fortuna, penso che poi l'epilogo, nel senso che questo scossone che vi raggiungerà nel prossimo periodo, poi in realtà porterà a un profondo cambiamento e anche una situazione fortunata, dunque una situazione che volgerà a vantaggio. Eh, stanza, gran consolazione, allegria, pensiero. Vedi, alla fine è tornato perché stava bene e forse gli è mancato quel tipo ehm, di rapporto che avevate. Dunque, non ti voglio dire che sia tutto rose e fiori, ci sono sicuramente dei momenti di difficoltà, uno piuttosto importante che vi aspetta, però penso proprio che con un po' di impegno la cosa possa funzionare e reggere anche abbastanza a lungo poi. Occhio che magari viene a galla qualcosa di poco piacevole, però. Allora, Eccoci qua. vediamo l'ultima, è la domanda di Sono Claudia. l'ultima, ma io prima avevo detto 5, forse non... Ah, non ti avevo sentito. No, no, è che No, magari perché avevo... prima poi hai detto, no, vabbè, dai, siamo generosi. Ti ricordi? No, non Ah, ho sì, sentito la tua sì, risposta. forse hai ragione. È perché No, quando io ho forse. bassato, quando ho Sì, sì. bassato, si vede che il microfono non si sente quando basso. Quando... No, non si sente. Non Ah, si infatti io sente. ti ho chiesto si sente, tu mi hai detto non si sente. Infatti. No, adesso non si è sentito. Allora, Mm. dunque, vediamo la domanda di Claudia. Ok, questo sì e no è perfetto perché ci sta. Allora, Questo è un bel sì e no, Margaret e John
12 ottobre 74 vorrà frequentarla come coppia. Lei è Claudia, 11 giugno 72. Ma guarda, il pendolino dice di sì, ci devono essere degli intoppi particolari, ma il pendolino dice che la cosa avverrà. Si tratta di avere pazienza e chi la dura la vince, è Mm. così. Eh, Hilde, cosa facciamo? gliele giro 5 carte anche a Claudia. Altro che, come minimo, come Poi, minimo. poi Ma anche basta. 7, via 7, No, via vabbè, 7. faccio la stesa anche a lei come abbiamo fatto a tutti. Io ho detto 5, Certo, certo, nel certo, senso certo, sì. che, va bene. Certo, scherzi, la nostra Allora, Claudetta. 12 ottobre 74, John, vediamo se cosa avverrà, insomma, nel prossimo periodo. Vedi che qua c'è un consolidamento, una solidità, c'è la possibilità che ci siano degli inizi, però non certo disinteressati, eh. Come pure può voler dire che lui in questo momento ha a fuoco le faccende economiche e lavorative. Comunque, andiamo un po'. Ma allora, non vedo ancora nascere una coppia, in quello che può essere il tempo raccontato dalle Sibille. Vi ricordo che le Sibille non hanno una tempistica chiara. Possiamo supporre che le cose che ci raccontano avvengano nell'arco di tempo di 3-6 mesi. Ci sono stati casi in cui, dal momento che gli episodi e quello che succedeva era, come dire, poco perché magari c'era poco movimento, allora magari in quella stesa sono riusciti a dirmi delle cose che si sarebbero sviluppate nell'arco di un anno, come pure possono parlare delle prossime 2 settimane. Dipende dalla frequenza e dalla rapidità di certi eventi, ma siccome loro parlano per eventi, è difficile stabilire i tempi. Dunque, Claudia, perché ho tutto questo spiegone anche a favore di tutti quelli che stanno ascoltando? Perché qua vedo che la volontà di incontrarti c'è. Vedi che lui lo scrive o te lo dice comunque a parole, vedi che parlando e tramite messaggio ti parla di un incontro. Il problema cos'è? Che si sviluppano delle opportunità che si vanno a perdere. Nel prossimo periodo lo vedo parecchio giù di tono. C'è della lotta, dei contrasti. Non la vedo come una cosa che nell'immediato può svilupparsi, ma ciò non toglie che un interesse nei tuoi confronti ci sia e che lui stia bene. Diciamo che al passato ha questo inquadramento, questo senso di benessere parlando con te, si sente a suo agio, si sente ascoltato. Però vedi che è come se tu ti fossi inserita sempre nel passato in una situazione che lui aveva già, inserendoti più in veste di amica, quantomeno nel passato recente. Però vedi, guarda, ti torno a dire che l'intenzione lui ce l'ha, mh? Ce l'ha, solo che si sviluppano delle cose. Da una parte ci sono delle interferenze fisiche di qualcuno che fanno sfumare delle opportunità, dall'altra nel periodo successivo ancora lo vedo parecchio giù, mh, con degli ostacoli o delle situazioni da superare, come può anche essere che questi ostacoli, queste discussioni magari avverranno con te, però guarda, allegrezza al cuore, dunque c'è il flirt. Messaggero dunque ti darà, sicuramente continuerà lo scambio fra voi. Casa, Belvedere, comunque sono carte serene, tranquille. Certo, la casa parla di intimità, parla anche di una forma di resistenza, però è comunque un esito favorevole, dove c'è appunto la possibilità di flirtare, soprattutto per scritto. E poi l'attesa però è un'attesa positiva, a differenza dei sospiri, sebbene
non sia chiara la faccenda, perché magari la cosa viene vista un po' diversamente da quella che è, ok? Però c'è un'attesa e l'arrivo di qualcuno o qualcosa, dunque avverrà, solo che stanno per avvenire delle altre cosine. Mm. Ok, benissimo, Marietto, non si sente niente. Scusa, perché sai com'è? Allora, Scusami. sei stata bravissima, esaustiva come al solito. Ci invidiano tutti, perché abbiamo in Italia la nostra illegale, bisogna dirlo, le cose come stanno. Sei precisa, chirurgica, onesta. No, no, le cose bisogna dirle, lo sai che in Va privato bene, andiamo avanti. no, in privato ti pennello, bisogna dire come sono le cose, sei brava, hai talento e ti doni sempre, tanto anche 45 minuti oggi al posto che mezz'ora. Vabbè, abbiamo comunque chiacchierato un po' all'inizio, dunque Sì, abbiamo dato però hai dato molto, brava, grazie di essere stata qui. E quando è il prossimo appuntamento? venerdì sera sul mio canale YouTube alle 21:30. Dunque vi aspetto. Intanto per questa sera vi auguro un buon proseguimento di serata e ancora sempre grazie per la vostra compagnia. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, ricordatevi. Ah, sì, 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 sì. Dove lo possono? Su Su tutti, Amazon? ma su Amazon, ma il Giardino dei Libri, Mondadori, dappertutto, l'hanno messo ovunque, la Home Edizioni l'ha messo dappertutto. Dunque, Ok, grazie, grazie a tutti e buonanotte. alla prossima.